Sì, nel con mondo della una regia. assolutamente è una professionista che stimo molto, che ho conosciuto diverso tempo fa e che tu sai, Eliana, lo dicevamo in Mm. offline, mi piace molto dare delle anticipazioni, coccolare il nostro pubblico radiofonico con delle anteprime e domani sera verrà proiettato a Palermo un film in anteprima, lei è la regista del Terribile Inganno e ci colleghiamo con Maria Arena, benvenuta. Grazie, grazie, buongiorno a Ciao tutti. cara, ciao, ciao. Non ci vediamo da un po', dai tempi forse dell'Accademia, delle tue presenze qui a Palermo, sono passati un po' di anni, no? Sì, sì, saranno 4 anni. È Era vero. un mondo migliore l'ultima volta che vi siete visti, mi sa. Cara, Però, hai allora, una regista di primissimo piano, lei è nata a Catania ma si è formata a Milano, è laureata in filosofia, si è diplomata alla scuola civica di cinema di Milano, è autrice e regista e domani sera, ecco, ti ho intercettata perché sarò con te al Rouge et Noir di Palermo per presentare questo tuo lavoro molto importante sulle donne. sì, Il terribile inganno, che è già uscito in sala in giugno a Milano, poi Sì, anche è stato già a Catania, siamo stati a Firenze, insomma, sta girando l'Italia. ok. Adesso usciamo dalla pausa estiva e riprendiamo. Adesso abbiamo la data a Bologna, insomma, ha una distribuzione indipendente, ma che funziona. E poi è presente sulla piattaforma Infinity da febbraio, perché il film è stato realizzato con un crowdfunding e poi Infinity, visto che abbiamo avuto successo, ci ha dato un'altra bella fetta, diciamo, di crowdfunding e quindi all'esclusiva online. Però io ci tengo molto alle sale, sentivo che voi parlavate Sì. dell'esperienza al cinema e io sono ovviamente una regista che ama il cinema al cinema e anche andare al cinema con il film, perché non è, diciamo, la stessa cosa, ma anche alcune persone che l'avevano visto il film su Infinity poi sono venute in sala, mi hanno detto che gli sembrava di vederlo per la prima volta, quindi far Eh, capire ai giovani che magari sono più disabituati ad andare al cinema, che in realtà la visione cinematografica è immersiva, più immersiva di ogni tecnologia che si dica immersiva, diciamo. Senti, è prendo in vero. prestito un tuo slogan di adesso, ama il cinema al cinema, è bellissimo questo. Esatto. Meraviglia, meraviglia. Senti, mi racconti di questo movimento Non una di meno che hai voluto seguire, Sì. poi magari su Facebook vediamo il tuo trailer. Con piacere. E l'ho voluto seguire perché in qualche modo mi ha dato l'occasione, proprio l'occasione per riflettere sulla situazione della donna oggi. Quindi il film è proprio una riflessione sulla donna contemporanea, non è soltanto per persone che già siano femministe o che non si pongono il problema, è proprio un viaggio di conoscenza, un viaggio di conoscenza che ha, diciamo, un percorso di 3 anni. In questo viaggio di conoscenza io, mentre conosco il movimento e seguendo le loro attività, la scrittura, loro hanno scritto un piano contro la violenza di genere molto importante, hanno fatto manifestazioni, presidi, assemblee, seguendolo, io continuamente nel film ritorno alla mia esperienza personale di donna matura, no? Donna che ha fatto un bel pezzo di strada. Io ho anche 2 figli, ho le lauree che abbiamo detto, sono docente, regista, cioè ho costruito, diciamo, una vita nell'autodeterminazione, nell'autonomia, no? Sono una donna privilegiata, una donna libera e in qualche modo mi confronto con le tematiche che affrontano una di meno, che si riferisce a qualsiasi tipo di donna, no? Com'è la situazione della donna contemporanea oggi? Diciamo, dire la parola femminismo è solo qualcosa che ci riporta agli anni 70 o è qualcosa che ancora oggi può avere un significato? E soprattutto qual è questo significato? Che magari nessuno conosce, qualcuno ancora equivoca il fatto che il femminismo sia il contrario di maschilismo, no? È come se il femminismo sia una violenza come quella del maschilismo perpetrata nell'odio dell'uomo. Assolutamente no, e la prospettiva femminista è una prospettiva proprio di sguardo sulla società per vedere come appunto quali percorsi di cittadinanza ci rendono, diciamo, l'uomo, la donna e tutti i generi paritari.
se ci sono dei meccanismi di violenza, dei meccanismi di discriminazione e soprattutto che i diritti conquistati, la cosa importante, bisogna continuare a difenderli. I diritti conquistati non sono una roba assunta lì e che poi congelata. Per esempio uno dei diritti sui quali si dibatte molto all'interno del movimento è l'interruzione di gravidanza volontaria, che è una legge che esiste dagli anni 70, la 194, che in realtà è un po' messa a rischio in molti posti. Da poco abbiamo visto che anche in America, negli Stati Uniti, c'è un grosso problema, nel Texas, anche nei casi di violenza e di stupro non viene accettata l'interruzione volontaria di gravidanza. Stiamo parlando veramente di una cosa che pensavamo di aver lasciato alle spalle, no? Noi non siamo, diciamo, a questo livello. Da noi esiste la 194 che però ha una clausola per gli obiettori di coscienza e quindi ci sono molti obiettori di coscienza. Uno si domanda perché un medico non fa un altro mestiere, allora, no? Cioè, può fare... Non riguarda soltanto i medici. Una Eugenia Nicolosi, no, giornalista di Repubblica, che tante volte abbiamo ospitato, ha appena pubblicato un articolo facendo un'indagine proprio sul territorio siciliano. Oltre ai medici ci sono moltissimi dello staff medico, perché può mancare l'anestesista, può mancare l'assistente di qualunque tipo, e ci sono tante province. Considera che in Sicilia il numero di interruzioni di gravidanze volontarie che sono state compiute nell'arco di un anno è praticamente pari a quello della sola provincia di Milano, per dare un senso di numeri e di quello che accade. È vero, quindi è una problematica. Noi, voglio dire, spesso è semplice, no, unirsi nelle contestazioni sui social sulla mancanza di diritti in altre nazioni, no? Però bene anche guardare a casa propria. Tu parlavi prima di Milano, è vero, magari ci sono queste differenze, però forse non con Milano, perché Milano in questo momento ha l'obiezione di struttura, cioè ci sono interi ospedali che impediscono l'interruzione volontaria di gravidanza. E quindi in realtà in Lombardia è una delle città dove è più difficile che questo avvenga. Insomma, questo per citarne uno, ecco. Quindi nel film si riflette su delle tematiche che appartengono a tutti, non appartengono solo alle donne. Io ho anche degli spettatori uomini, per fortuna, e sono molto contenta di avere delle spettatrici giovanissime, perché il film racconta un movimento giovane. Non una di meno, io le ho incontrate per strada e mi hanno appassionata ed entusiasmata e fatto nascere in me la voglia di sapere di più, perché ho visto delle giovanissime che mi parlavano, 14enni, 15enni, che mi parlavano di patriarcato, alle quali io dicevo: ma il patriarcato non è finito? Cioè, e loro mi dicevano: no, non è finito, perché si è ancora... Ecco, quindi questa consapevolezza di giovani che magari usano delle parole così grosse che a noi sembrano scomode, anche retaggio del passato, però evidentemente sono utili per capire come funziona, diciamo, l'atteggiamento discriminatorio. E basta, semplicemente è un film che, oltre a illuminarci sulla contemporaneità, ci illumina anche sull'energia grande che possono avere le persone, le donne come anche gli uomini, quando vogliono ottenere qualcosa e capiscono che devono farsi vedere per strada e agire, no? L'attivismo politico è importante, perché oggi noi ci sfoghiamo tutti sui social, invece in realtà scendere in piazza, ora piano piano forse ci si potrà tornare dopo il Covid, e manifestare il disappunto per qualsiasi cosa è sempre di grande valore. Per cui io ho seguito il movimento e propongo questo viaggio di scoperta nel tema della donna contemporanea, facendo parlare delle donne, parlando io stessa, donna di mezza età, sulla mia vita, no? Su che cosa mi torna attraverso la riflessione con questo movimento, mi torna alla memoria magari di momenti dove mi sono sentita sola, no? Mi sono sentita sola come donna, e invece uno degli slogan di Non una di meno è non sei sola. Cioè tutte le donne che magari pensano che il problema è un problema personale, probabilmente invece fanno parte di un campo un po' più grande ampio. problema. Questa è la più grande terapia. Sì, un problema molto più grande di quanto in realtà viene lasciato percepire a chi Io si ho le sente idee solo più in chiare tutto adesso questo. sul titolo. Torniamo anche alla musica, per chi ci ascolta alla radio. È il momento di ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari con La Storia Infinita, ma noi restiamo in diretta video su Facebook anche per vedere insieme Non una di meno, il terribile inganno. Non c'è un niente da festeggiare! Il corpo è mio! Decido io! Gli 8 punti dell'8 marzo! L'obiezione uccide! Non una di meno. Navigo in rete, trovo il sito, la pagina Facebook, la parola femminismo abbonda. Ma il patriarcato
non è finito? Se abbiamo ancora bisogno di fare manifestazioni come questa, evidentemente non è ancora finito. Quanti anni hai? 15. E tu? Sorgono in me tante domande e decido di seguire il movimento femminista Non Una di Meno qui a Milano. Noi vogliamo effettività dei diritti. Se non c'è nessuna corsia preferenziale per i casi di violenza, si fa in tempo a morire prima anche solo dell'avvio di processo. La violenza che loro descrivono è una violenza proprio della struttura della nostra società. Io sinceramente pensavo che fossimo Per lo sciopero femminista globale. Scioperare se questo lavoro viene screditato, svalutato. Portare in piazza l'intimità, le pratiche, i dubbi, le domande sulla sessualità. Tagliano i fondi ai consultori laici, ai centri antiviolenza e vogliono chiudere le case delle donne. Occorre rintracciare quei saperi di donne che confermano il legame delle donne tra loro. Perché è così importante che le donne formino un corpo unico, mi domando. Ci dividono a non avere diritti. Libere tutte, libere tutte, libere tutte, libere. Ecco, abbiamo visto insieme queste È molto queste bello immagini. questo, mi piace molto Maria tecnicamente questa voce narrante che accompagna questi flashback di protesta con momenti veramente di riflessioni, no? Mi metto in gioco Sì. e quindi con bello nessuna questo. pretesa ideologica, con molta semplicità mi pongo delle domande. Questo è il film. Sei proprio filmmaker, nel Adesso, senso... diciamo, sono passata dall'altra parte con un po' di difficoltà, ma Certo. era una scommessa importante poter mettermi in gioco come donna, no? Sì, senti, come è stato accolto il film nel momento dell'uscita? Allora, ovviamente a volte fa paura, è un film sul femminismo, è un film su un percorso di conoscenza, quindi intanto partiamo da questo, che appunto ci fa capire che cosa sono alcune tematiche che magari ci sembrano superate. E l'altra cosa è che ho un pubblico giovane, appunto, è stato accolto bene e è stato accolto prima di tutto con due tipi di atteggiamento. Il primo, noi non sapevamo niente che esistesse Non Una di Meno, un movimento che esiste dal 2016 in Italia, ma appunto i media gli hanno dato il peso che gli hanno dato, perché purtroppo è così, e la sì. visibilità te la danno i media, e poi ovviamente c'è questa paura della parola femminismo, quindi magari qualcuno dice non è un argomento che mi appartiene, e invece venendo in sala moltissimi hanno ringraziata e addirittura Questo è bello, anche perché mi dici moltissimi, immagino sia donne che uomini, però è finito il brano alla radio, quindi ripartiamo proprio da qui per un istante. Ah sì. Abbiamo guardato insieme queste immagini, ma stiamo ritornando ad approfondire questo argomento, perché Maria Elena ci dice vi hanno ringraziato sia donne che uomini, perché vogliamo dire che ci sono temi che non è che perché vedono nella propria vita protagonista una donna debbano lasciare indifferente gli uomini, perché poi sono chiamati in causa nell'esercizio di alcune professioni, nell'essere compagni di vita in alcune occasioni, nell'essere vicini, insomma non è qualcosa che riguarda le donne per le donne, punto, e lì ci chiudiamo. Viviamo in una società fatta di donne, di uomini e di tutti quanti. Di tutti i generi, per cui la cosa fondamentale è che cosa significa essere cittadini, cittadine, cittadino, come si dice adesso. Allora, cosa significa? Significa una condivisione, e nella condivisione non ci sono gerarchie di genere. Poi ci sono le gerarchie di potere, lì è un altro discorso, però voglio dire, le gerarchie di genere è un po' un problema, e comunque condividere una cittadinanza, e comunque tutti abbiamo una sorella, un fratello, un figlio, una figlia, un figlio, una figlie, cioè abbiamo comunque, la nostra società è composita e la nostra libertà è anche composita, quindi la libertà è qualcosa che va indagata diciamo, nell'ampiezza della libertà dell'altro, non nella nostra soltanto, no? È vero. Sono concetti profondi questi, Maria. Sono certo che domani sera. Il film non è noioso, lo No, posso dire. infatti, Mi hanno ringraziato perché dice non pensavo, eravamo un po' spaventati, ecco la cosa che mi hanno detto, eravamo un po' preoccupati, invece poi diciamo sono riuscita, me l'hanno dato conferma gli spettatori e le spettatrici, a costruire un percorso avvincente, quindi un percorso di scoperta che ti coinvolge, perché in fondo interessa a tutti che la nostra società migliori. Sì, e poi ho certezza che dai titoli di coda in poi si anima un dibattito davvero notevole, se non altro
l'altro diventa davvero spunto di riflessione e di condivisione anche, no? Sì, assolutamente, infatti è così. È così. Grazie Maria Arena per essere stata con noi. Appuntamento a domani allora, Maria. Domani sono molto contenta, sarò presente con molto piacere, tornare a Palermo per me è un grande piacere, rivedervi tutti e tutte. A presto, grazie. 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 Ultima pausa.